Buonasera, bentrovati per un nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Per 20 anni un sito dell'orrore, un forum dell'orrore ha alimentato indisturbato un sistema, un business fatto di immagini rubate, corpi violati, identità esposte, un archivio oscuro del voyeurismo digitale, tutto a portata di click e come al solito vittime le donne. Pensate, quel sito dal nome tanto evocativo era visitato da un italiano su 10, 13 milioni di visite al mese, 800.000 iscritti, praticamente faceva più traffico di un qualsiasi giornale nazionale. Era un portale sessista, umiliante, illegale, che per 2 decenni ha raccolto e pubblicato migliaia di foto di donne, a volte anche vittime, sottratte senza consenso, il più delle volte anche modificate per renderle porno, scatti trafugati dai social, ma anche dai cloud, dai telefoni hackerati. Quando l'occhio però poi si è spostato su figure di rilievo nazionale, politiche, giornaliste, influencer, allora l'indignazione è esplosa. Le indagini pure, le ultime notizie dicono che le indagini adesso potrebbero confluire in un'unica maxi inchiesta. Il giro d'affari era di decine di migliaia di euro al mese tra banner pubblicitari e contenuti premium. Oggi proveremo a capire come sia stato possibile, ma anche come proteggersi, perché dietro ogni immagine rubata c'è la vita di una persona, c'è la vita di una donna. Lo faremo con i nostri ospiti in studio, il dottore Marcello Labella, buon pomeriggio, il dirigente della Polizia Postale delle Telecomunicazioni della Sicilia orientale. Buon pomeriggio, dottore Labella. E in collegamento, se dalla regia mi dicono, mi danno l'ok, eccola, la vedo, c'è Ginevra Fennies, comica, content creator, e anche lei purtroppo vittima di quanto accaduto, vittima del sito sessista, una influencer dal profilo pulito, lo potremmo definire, perché i tuoi contenuti non sono espliciti, anzi sono assolutamente comici, Ginevra, eppure pure tu, come tante altre donne, sei finita in questo tritacarne social. Sì, buongiorno a tutti intanto. Ginevra. Purtroppo sì, abbiamo sporcato questa pulizia, questo profilo pulito. Volevi avere un'immagine ironica e assolutamente pulita, e invece la tua immagine è stata modificata come quella di tante altre donne. Allora, dottore Labella, cerchiamo di fare intanto un punto sulle indagini in generale. Abbiamo detto che ci sono tutte le procure italiane in questo momento al lavoro, a Catania tante denunce come nel resto d'Italia. Sì, ovviamente noi come Polizia di Stato già ci siamo allertati subito, abbiamo avviato nelle varie procure, anche qui a Catania non sono tante, sono poche, ma le varie indagini in base, ricordiamolo però, alle denunce, alle querele che le vittime sono state disposte a fare. E su questo punto voglio anche, lanciare un appello. Cioè nel momento in cui ci si accorge di essere vittime di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite o comunque della propria intimità violata, ma anche nel momento in cui vi sono delle immagini manipolate, oggi si parla tanto di deepfake, cioè le immagini realizzate con l'intelligenza artificiale tali da apparire vere, ecco, in questi casi non esitate a contattare le forze di polizia, a contattare noi della Polizia di Stato, Polizia Postale, perché prima si interviene, prima noi sappiamo la denuncia e più efficace sarà la nostra azione, sia dal punto di vista del contrasto, chiaramente quindi individuare chi le ha divulgate, chi le sta cedendo, ma anche commenti diffamatori, e anche evitare l'ulteriore divulgazione e diffusione di queste immagini o di questi video. Ecco, ma in questo caso una vittima viene da voi, denuncia il sito o denuncia l'autore del commento violento? Allora, se ci sono chiaramente le immagini che riguardano la vittima, deve denunciare che le proprie immagini sono in maniera illecita divulgate in quel sito, in quel profilo social, ma anche sui servizi di messaggistica. Noi, ricordiamolo, non siamo purtroppo nuovi a fenomeni di questo tipo. Su Catania, sulla nostra provincia, già solo l'anno scorso abbiamo avuto oltre 20 casi del cosiddetto revenge porn, cioè la diffusione illecita appunto di immagini
immagini sessualmente esplicite, e quindi già i casi ci sono stati. Anche i servizi di messaggistica si possono prestare purtroppo nei vari gruppi, ma anche appunto alla realizzazione di queste condotte delittuose. Quindi è chiaro che la prima cosa da colpire è, cioè l'obiettivo principale, fare eliminare le immagini per evitare una ulteriore vittimizzazione, fenomeno di vittimizzazione. E poi se la persona, la denunciante lo ritiene, anche denunciare per diffamazione, perché il reato poi potrebbe essere quello, se non anche di minacce o di istigazione. Occorre chiaramente vedere caso per caso i commenti, i post che ci sono stati su quelle immagini. Ecco, ma anche denunciare non è semplice. È notizia di ieri l'avvocato Bernardini De Pace, che sta seguendo la class action del gruppo Mia Moglie e del gruppo dedicato al sito fica.eu, fica.net, ha fatto sapere che molte donne, molte vittime del gruppo Facebook Mia Moglie in realtà non vogliono partecipare a questa azione collettiva perché hanno paura. Quindi l'azione collettiva della class action guidata dalla Bernardini De Pace andrà avanti solo per quanto riguarda il sito sessista e non per Mia Moglie. In quello che racconta l'avvocato, che in queste ore appunto è riuscita insieme al pool di legali a parlare con 3 donne, ci racconta, lo leggiamo dall'ANSA: una ci ha detto che non vuole perdere la famiglia, non vuole che il figlio si vergogni del padre, un'altra non vuole restare sola, un'altra ancora ci ha detto che ha paura che lui diventi ancora più violento in casa e la picchi. Dottore. Beh, chiaramente in questi casi occorre dare un supporto a queste donne che hanno paura, che hanno timore di denunciare. Ecco, io anche voglio sottolineare questo: non bisogna avere paura. Noi offriamo chiaramente l'attività nostra investigativa, ma anche i canali giusti per un eventuale supporto alla vittima, perché vedete, denunciare è quanto mai essenziale, proprio per uscire da questa spirale poi, perché il fatto che la signora dichiari in questa dichiarazione che lei ha letto dell'ANSA che ha timore del marito di maltrattamento, ancora più grave, potrebbero emergere in questi casi anche situazioni di violenza intrafamiliare. Quindi sarebbe importantissimo denunciare. Per tempo. Invece chi non ha avuto paura di raccontare la propria storia apertamente e sui social è stata appunto Ginevra. Ginevra, ci racconti la tua storia, come è successo, come ti sei accorta di essere finita in quel forum dell'orrore? Allora, io ero al mare in vacanza. A un certo punto mi chiama una mia amica che era stata chiamata da una persona, anzi le era stato inviato un messaggio da questa persona che lei non conosceva, che diceva di avermi avvertita per messaggio su Instagram, che io non avevo considerato nella lista, diciamo, delle richieste dei messaggi, non avevo visto questo messaggio, dove lei appunto mi avvertiva: guarda che io ho visto il tuo nome in questo forum. Quindi tramite una follower. Quindi diciamo a volte i follower buoni esistono e i follower che davvero magari seguono in maniera spassionata e autentica voi influencer esistono e vi vengono in soccorso. Così è successo anche a Giulia Vitaliti, un'altra influencer da 1 milione di follower su TikTok catanese. Abbiamo raccolto il suo racconto e la sua denuncia. E quindi tu cosa hai fatto, Ginevra? Allora, io oltre a iniziare a tremare e iniziare a vomitare, mi sono mossa subito. Mio papà è avvocato penalista, quindi insomma diciamo che in questo sono facilitata nel confronto. Devo essere sincera che ho aspettato una giornata intera per parlargli, perché forse queste persone che si appropriano... Ti sei vergognata? Non era vergogna, perché io non mi vergognavo di niente, perché non avevo fatto niente di sbagliato, ero dalla parte giusta della storia, ma non volevo che mio padre soffrisse di questo. Non volevo che i miei genitori si immaginassero queste cose, non volevo che papà si immaginasse un uomo della sua età sessualizzare la sua bambina così. Mi sembrava una cosa di una violenza anche per lui inaudita, quindi
questo è il motivo per cui ho respirato un attimo e poi ho... E poi ovviamente ne hai parlato con i tuoi genitori e con tuo padre in qualità di avvocato penalista. Dottore Esatto. Labella, Ginevra ha detto: avevo paura, mi sono sentita male, non volevo dare questo peso a mio padre, e lo dice una ragazza, una donna, che ha tutti gli strumenti culturali per superare questo primo approccio, che sicuramente è un approccio devastante, anche con la paura, con la vergogna, perché nonostante magari non abbia fatto niente, ma nonostante tutte le donne non abbiano fatto niente, la prima sensazione è quella della paura, della vergogna, della mancanza di libertà, della libertà violata. Altre donne che magari questi strumenti culturali o familiari non ce li hanno, invece come potrebbero reagire? Beh, è comprensibile umanamente la reazione che è stata detta poco fa. Ovviamente il mio invito è sempre quello: rivolgetevi a noi. Anche una telefonata all'ufficio di polizia può aiutare a venire fuori anche da questa paura, da questi timori. Quindi l'invito è quello. Ricordiamo poi che oltre alla denuncia, in maniera anche unitamente alla denuncia, c'è anche la possibilità di fare la segnalazione al garante per la privacy. C'è un modulo da compilare online, non c'è la necessità di supporti da parte di legali, si può fare direttamente in maniera anche molto semplice, per far intervenire comunque il garante della privacy al fine dell'eliminazione di quel video, di quelle immagini, e questo ritengo sia anche importante. È ovvio che poi l'aspetto investigativo spetta a noi come polizia. Portarlo avanti. E tu, Ginevra, oltre ad esserti rivolta ai tuoi legali, in questo caso tuo padre, hai anche lanciato una petizione, che poi credo che sia la petizione nazionale sui tuoi social. Sì, esattamente, anche perché non mi sarei mai aspettata di arrivare al punto di dover, come diciamo prima, sporcare il mio profilo, che è un profilo dove le persone dovrebbero alleggerirsi e non appesantirsi, però ho ritenuto necessario comunicare il fatto che questa cosa non è normale, sebbene quello che volevo aggiungere prima era che una delle prime reazioni che io ho avuto quando ho scoperto questa cosa è stata: lo sapevo, prima o poi sarebbe successo. Questa cosa non può più succedere, cioè non può più essere normale che una donna pensi che a un certo punto, se si espone, in qualche modo verrà sessualizzata senza il suo consenso. Assolutamente. E secondo me è l'appello più grosso da lanciare, perché ovviamente andare alla polizia postale, ovviamente denunciare, ovviamente muoversi attivamente, io questo lo capisco e sono la prima fautrice di questo e sono d'accordissimo. Il problema è sradicare un meccanismo culturale e sociale così profondo e così intenso che insomma purtroppo non sarà facile, ma ce la mettiamo tutta, da qualche parte bisogna iniziare. Sicuramente nonostante tante donne tra le vittime, ripeto, non abbiano profili ammiccanti o profili sessualmente espliciti, sono donne normali, anche le politiche, anche le giornaliste, perché poi tutto il polverone si è alzato perché le influencer hanno iniziato a parlare, a denunciare, le giornaliste del TG1 hanno fatto il loro video, come le giornaliste delle reti Mediaset. Nel frattempo il sito ha deciso di chiudere con delle scuse allucinanti. Sicuramente la cronaca ormai anche i nostri telespettatori la conoscono, ma intanto le indagini vanno avanti. E andranno certamente avanti. Ecco, ma sull'aspetto che ha detto poco fa la signora di prima, culturale, vorrei aggiungere qualcosa. Ricordiamo che molto si fa appunto sul lato preventivo, perché ora stiamo discutendo di aspetti che riguardano le denunce, quindi qualcosa che è già avvenuto. E sul lato della prevenzione ricordo che noi come Polizia di Stato siamo molto impegnati nelle scuole, perché si parte da là. Dalle elementari. L'anno scorso solo in questa provincia noi abbiamo incontrato oltre 24.000 bambini e ragazzi che vanno da un'età di 8-9 anni sino ai 18 anni. E tra le varie cose, dei rischi del web e quindi dei vari delitti
delitti in cui possono incappare sia come vittime sia come autori, abbiamo sempre sottolineato la necessità di evitare un'esposizione, di proteggere i propri dati, di essere attenti anche quando si fa, tra virgolette, loro lo chiamano un gioco, cioè il manipolare le immagini, il cederlo per prendere in giro qualcun altro e poi si va a finire a forme di cyberbullismo, e quindi ad avere il rispetto degli altri e la tutela della propria immagine. Assolutamente. Tra l'altro, a proposito di questo, una delle sensazioni che mi raccontava Giulia Vitaliti quando l'ho intervistata, per cui giro la domanda anche a Ginevra, è stata quella appunto della sensazione della libertà violata. Cioè lei mi diceva, e vorrei chiederlo anche a te, Ginevra, se è capitato anche a te, io quando cammino per strada o sono al bar mi spavento, mi guardo attorno e penso che magari chi è attorno a me, uno di quegli uomini, può essere uno degli uomini che è all'interno di quel sito e che ha guardato le mie immagini e che magari le ha commentate, come se mi sentissi inseguita. Ginevra. Sì, sì, chiaramente si sviluppa un po' questo meccanismo di persecuzione, no? Perché ovviamente la cosa grave è che queste persone non si sanno nemmeno come si chiamano e non ne si conosce il volto, mentre il nostro chiaramente sì. Questa sensazione io provo a scacciarla il più possibile, nel senso che cerco di proteggere anche la mia testa da pensieri intrusivi di questo tipo, perché mi hanno già fatto fin troppo male, quindi io cerco di salvarmi quanto posso, ma sicuramente la libertà è esattamente il punto in cui io poi ho fatto tanta leva, perché è proprio una violazione di una proprietà privata, no? Quindi della mia libertà e della mia persona. Del diritto base della vita di ognuno di noi. Questo, dottore Labella, e poi ci fermiamo per una breve pausa, va oltre il reato di diffamazione, va oltre il reato di revenge porn, va oltre tutti i tipi di reati, perché colpisce la base della nostra vita, ovvero la libertà. Esatto, ma comunque sia, ritornando anche al codice penale, sono varie le tutele che già il nostro codice, la nostra legge appresta. Ricordo, oltre l'aspetto appunto penale, c'è anche quello civilistico della tutela della propria immagine, c'è ricorso al garante, quindi ci sono delle norme in Italia che tutelano che cosa? La nostra immagine e il diritto che noi abbiamo affinché questa immagine non sia denigrata o sia comunque diffusa e utilizzata senza il nostro consenso. In maniera inopportuna. Proprio a quei bambini di cui parlavamo prima, noi ricordiamo che anche la pubblicazione, ad esempio, di immagini di altri sui social, senza aspetti, diciamo, di cattiveria, però richiede che cosa? Il consenso degli altri alla pubblicazione e alla divulgazione. Lì sta il meccanismo anche di quella libertà di cui si accennava. E questa è una cosa che davvero bisogna insegnare ai bambini sin da piccoli. Ci fermiamo per una brevissima pausa, ritorniamo tra poco. C'è ancora dunque tanto da fare per insegnare, per educare gli uomini e le donne all'utilizzo delle nostre immagini e delle immagini degli altri e alla tutela della privacy e della dignità delle persone, uomini e donne che siano. Con il dottore Labella e con Ginevra Fenies, che è una comica e una content creator, stiamo parlando di quel famoso sito sessista che ha chiuso e che non sappiamo se in realtà ha già riaperto sotto un'altra forma, perché poi succede così, aveva chiuso .net, poi ha riaperto .eu, dottore Labella. Sì, il fatto che la rete, ecco, si presta a queste situazioni. Spesse volte noi chiudiamo anche sui social, chiudiamo un profilo che sta avviando diffamazioni o comunque anche atti persecutori verso qualcun altro, riusciamo a far chiudere quello e nel frattempo se ne riapre un altro che realizza le stesse condotte. Quindi l'azione repressiva da questo punto di vista è utile e necessaria, ma da sola non basta.
Quello che abbiamo riscontrato, oltre diciamo, alle foto rubate dai social, volendo utilizzare un gergo giovanile, screenshottate, poi modificate e postate su quel famoso sito sessista, abbiamo visto che c'erano anche immagini rubate da telefoni hackerati o da anche telecamere di case, di abitazioni private, per cui io dentro casa mia vivo in casa normalmente, serenamente e liberamente, non so che le telecamere installate in realtà stanno mandando quelle immagini da un'altra parte. Ma com'è possibile? Beh, proprio di recente come Polizia di Stato abbiamo dato i consigli su questo aspetto, sugli aspetti ad esempio della videosorveglianza delle nostre case private, delle nostre aree dove viviamo. Metto le telecamere per proteggermi, invece quelle stesse telecamere messe da noi potrebbero invece non proteggerci, anzi diffondere le nostre immagini. Il consiglio qua parte appunto dall'aspetto di prudenza, dall'installazione, quindi affidarsi comunque a software, hardware certificati comunque che danno affidabilità, non al primo che si compra online a poco prezzo, ma non solo, poi avere attività di precauzione, password forti, vedere da dove parte, cioè dove vengono conservate queste immagini e come si vedono, il nostro smartphone. Okay. Spesso noi visualizziamo queste immagini appunto da remoto tramite i nostri dispositivi. Occorre però che i nostri dispositivi siano sicuri. E come diamo questa sicurezza? La diamo con le regole di policy che solitamente vengono date, quindi l'installazione di un antivirus e di un sistema di anti-intrusione, evitare di scaricare file che possono essere sospetti, mettere delle password forti e poi comunque cambiarle, perché non cederle ad altri come spesso si fa. Si lascia la password, diciamo, di default, no? Quella che ti danno, che poi spesso è simile o uguale a tutti gli altri sistemi, ad altri dispositivi, certo, cambiarla spesso, esatto, i sistemi antivirus, essere attenti dove si lascia il proprio dispositivo e poi comunque alla base cercare di evitare di di installare queste telecamere nelle zone in cui si svolge magari la nostra intimità, nei bagni o nelle camere da letto. Ginevra, siamo in conclusione. Dopo tutta questa vicenda ti senti più forte o più vulnerabile? Devo dire la verità, mi sento più forte perché ho avuto, diciamo, il coraggio di agire in qualche modo e spero di poter essere di ispirazione, anche se purtroppo non c'è molto da fare se non parlare e denunciare. Sicuramente voglio a tutti cercare di trasmettere il fatto che con la paura non si va da nessuna parte, né nell'amore né in nessun altro ambito della vita. E l'unico modo per cambiare le cose è cercare di non avere paura, perché se si è dalla parte giusta della storia, in qualche modo bisogna agire e quindi mi sento sicuramente più forte per questo. Chiaramente c'è una presa di coscienza anche della vulnerabilità che abbiamo, questo sicuramente, però diamo botta. Dopo la tua denuncia, dopo il lancio della petizione, come hanno risposto i tuoi follower, le tue follower? Devo dire la verità, con grande delicatezza. Ho ricevuto tantissimo supporto sia da persone che conosco sia da persone che non conosco. Poi si sono manifestati ovviamente anche svariati altri subumani e trogloditi che purtroppo non hanno capito niente, cioè direi teoricamente niente in generale. Quindi insomma, commentando delle cose poco carine. Sì. Grazie Ginevra. Allora, dottore Labella, il caso di Ginevra è un caso positivo dal punto di vista della comunicazione sui social, perché a lei è accaduta una vicenda brutta, triste, come è successa a tante altre donne, ovviamente a sua insaputa e senza il suo consenso, e ha avuto il coraggio di parlarne, di denunciare, ma di parlarne. C'è chi invece
nella stessa situazione, nella stessa anche posizione, quindi da influencer, da content creator, da persona con tanti follower, ha solo raccontato anch'io sono finita sul sito, ma poi di fatto non ha fatto niente, perché poi c'è anche il rischio che in questa vicenda venga strumentalizzata anche a sue volte per farsi pubblicità, dire anch'io sono lì, ma poi non denunci. E no, la svolta sta nel denunciare, ricordiamolo. Nel denunciare, la denuncia si può ottenere ovviamente presentandosi direttamente da noi, anche postuma, ma prima della... cioè, ad esempio adesso il sito ci è sono chiuso. dei tempi, ad esempio della querela, entro 90 giorni, in Ma cui anche si se viene il sito è chiuso? Anche se il sito è chiuso, perché comunque possiamo riuscire con le nostre attività investigative a risalire. Okay. Ovviamente deve avere la vittima l'elemento di prova, quindi uno screenshot, un video, un'immagine che ci possa portare con l'ora esatta, quindi l'URL esatta dove è stata postata, al di là del sito di cui stiamo parlando, qualsiasi servizio internet sia. Ma abbiamo anche altri strumenti pre-denuncia, chiamiamoli così. Può essere una semplice segnalazione, abbiamo il sito commissariatodps.it con cui si possono fare segnalazioni immediate, dirette, oppure la nostra app di polizia UPOL, con cui anche qui uno strumento per segnalare, per gettare un grido d'allarme, ecco, mettiamola così. E alla fine anche una semplice telefonata ai nostri uffici polizia, troveranno i consigli adatti. Dunque, in chiusura lo ricordiamo, il diritto all'immagine non è solo una questione legale, è un diritto umano, lo abbiamo detto durante questa puntata del Focus. Il corpo di una donna non è un contenuto che si può oggettivare e commentare a proprio piacimento, anche in maniera violenta e fuori luogo. La libertà di una donna non è negoziabile e la rete, che può essere uno strumento meraviglioso, non può diventare una gabbia invisibile. Grazie a tutti i nostri telespettatori, oggi sono un po' così. Noi continueremo ad essere qui vigili e a raccontare tutto quello che succede sempre al vostro fianco. Grazie ovviamente al dottore Marcello Labella, al lavoro che fa la Polizia Postale, e grazie alle influencer e content creator che fanno un ottimo lavoro sui loro social, ci fanno divertire, ci intrattengono in maniera pulita. Grazie Ginevra, grazie a tutti. Grazie a voi.